Siamo qui con Nicola Di Nato del ristorante Feva a Castelfranco. Ci puoi raccontare un po' la tua storia come chef e la storia del locale, come è nata l'idea di Feva? Il Feva nasce nel 2011 dalla volontà mia e di mia moglie Elodie, e dopo aver viaggiato un po' in giro per il mondo ci siamo conosciuti a Londra, poi ci siamo spostati in Costa Azzurra, io da Ducasse alle Luikense, poi al Bugli da Ferran Adrià, poi siamo andati in America. Poi dopo 6 anni di vagabondaggio avevamo deciso un po' di fermarci e abbiamo scelto Castelfranco perché comunque io ho studiato qui, sono originario di queste zone e Castelfranco è un crocevia di province, quindi ci sembrava ideale il luogo e abbiamo visto questa barchessa che ci siamo un po' innamorati, avevamo già pensato a una cucina a vista, tutto a vista anche dalla strada, e questo era un po' il nostro concetto, un bel parcheggio grande e quindi c'erano le basi per iniziare il nostro progetto nel 2011. Che cosa caratterizza i vostri menù e qual è in generale il legame con il territorio? Beh, il legame con il territorio è molto forte perché da sempre noi siamo vicini, molto vicini ai produttori locali, ai microproduttori. Abbiamo anche una grossa parte della nostra produzione che ce la facciamo autonomamente. Ho un ettaro di terra dove coltivo grano, 5 grani antichi e varie erbe aromatiche. Abbiamo qua un orto in parco e i nostri menù degustazione si distinguono in anima e corpo. Anima è il menù a mano libera in base a quello che è reperibile, la materia prima del momento, e da lì si crea, è in continua evoluzione, cambia costantemente. Il corpo sono i classici che dopo 13 anni di attività i nostri clienti si sono affezionati, li rivogliono, vogliono trovarli, lo cambiamo 2 volte l'anno. Ci puoi parlare del tuo marchio di fabbrica, l'aria fritta? L'aria fritta è nata come una provocazione. 2 ragazzi erano giovani, erano seduti a tavola e il maître mi diceva che non guardavano, cioè non erano interessati a quello che mangiavano, ma erano tutto il tempo sul telefonino, e la mia idea era dire: ma che senso ha stare a tavola, il convivio della stare a tavola quando questo viene meno, e da lì è partito l'idea che rappresenta un po' quest'epoca, questo momento storico in cui tutto è molto veloce, fruibile, però non rimane niente, quindi l'idea di aria fritta, ma poi concretizzarlo veramente ci è voluto un po' di prove, e finalmente è uscita questa nuvola di tapioca che poi l'abbiamo evoluta con dell'ozono, l'abbiamo messo in osmosi con dell'ozono per rievocare quella sensazione di alta montagna, di alta quota, di neve, di temporale, insomma, che ti ricorda l'aria, e poi fritta ovviamente, asciugata, e questo è diventata virale grazie all'uso appunto dei social, quindi è una sorta di denuncia del mondo dei social o comunque dell'epoca, ma il paradosso è che è diventata virale grazie ai social, grazie al mondo virtuale. Questo è comunque non è un piatto, è un cicchetto, è un'entratina di benvenuto, è uno snack che viene accompagnato poi a una maionese vegana di sesamo nero. E invece un grande classico sono i paccheri alla carbonara di canestrelli e pesto di ricci di mare. Questo è un piatto sostanzioso, iconico, che non viene mai tolto dall'apertura.